Buona di a tutto, questi TV, sono ora le ore di 21, 22, su mese di aprile, per quanto riguarda la proposta della battaglia giusta, si la proposta giusta, viene su banner, e quindi cominciamo l'uscita a basare oggi. Bene, cominciamo diretto da una cratera Savie, come ti si presenta, ecco, la si presenta De Goi, con una videata completa, ecco, si presenta bella luminosa, ma qualche lugar messo trasparente, che come si è presentata, ma pacca cose, insomma, temperatura massima, mi pare che sia 20 gradi, e minima a 20 gradi, quindi ho che ti dire caentu, però no che non vesti scritte su sta valle, ma purtroppo non si sa vedere questa bambola bianca da chioccare, non riesce a fare il vocale. E quindi sono le preno fino a mezzodì e poi coccolato un pacco e a Saldura la comunità prona addirittura da salvato la Saschimbe, tropposa e qualche cronita pure, no? Che mi ha pintato Raioso e Michele e Nuvese e Abametta, ma vediamo. Crasa, piovia, dia de Santuioli, insomma, pare che danno la Caldievona, che coltiva a in comincio, su Manzano, però poi per giorni che comincia a spalazzare completamente e poi tutto giù da dire è stato spalazzate, quindi oggi è sia da Pratessone sia da Verana Folco a essere una cosa resessita. Bene, andiamo da innantisi, tempo di laurea, 9, la Sonia Emilia, è laureata, laurea magistrale in lingue e letterature straniere, per la mediazione culturale e la valorizzazione del territorio, con tesi, l'uso dell'intelligenza artificiale nella didattica delle lingue straniere, evoluzioni metodologiche nell'insegnamento della lingua inglese. Sonia è il figlio di Giacomino Melia e Lieta Farina, talmente usato del buon profetto di avanzamento a Sonia da parte di Visti TV. Complimenti, una tesi interessante. Allora, con la massa estera Antuiogli, Crasa Iovia 23, a Sasunnichi Missa, a battere la missa principale, che poi Candresi che muove a Pratessone, con la partecipazione dei Cavalieri dei Costumi di Bitti e dei gruppi folk Santa Sabina di Pattada, gruppo folk Olbiese di Olbia e Monte Almo di Nulvi. A San Nove, in piazza Sproni, serata folcloristica con il gruppo folk Sabita e mini folk Sabita. Monte Alma di Nulvi, gruppo folk olbiense di Olbia, Santa Sabina di Pattada, il tenore romanzese di Bitti, tenore medio di Rosei, sul contratto di Antonio Maria Cubata del Seneghe di Seneghe, insomma. A concludere la serata tutti a ballare con il gruppo Ballade e Ballade Voice. Benissimo, andiamo da innanzi, abbiamo fatto un manifesto, l'abbiamo già visto tantos días, quindi vi andiamo un pacchetto all'estero, le colamos la mezza birra evangelica, oggi è 22, mercoledì Bar Jolly, quindi a sa 7 e mezza, adesso a 7 e mezza, a 7 e mezza, il suo Bar Jolly, mesu birra evangelica, che do un totoni. Oh, e andiamo al versetto sul miracolo nuovo, 3 euro, il miracolo, con questa bella fotografia in copertina, complimenti, Marilena. Ecco qua, le spighe di San Giorgio, torna la mezza birra evangelica, poi vedremo le spighe di San Giorgio, questo articolo di fondo di Marilena, poi torna la mezza birra evangelica, Gianno Satta rinnovato il comitato, grazie a Don Luciano, io che se la Dio
nel Santuario del Miracolo, dopo un intenso impegno pastorale, la presenza indimenticabile nelle celebrazioni dell'Annunziata. Don Giuliano e questo è scritto da Bastiano Delai, l'articolo. Poi Don Pasquale Perez, pastore sempre vicino alla gente, è stato il primo sacerdote di Gorofai dopo 150 anni, vice parroco a Fonni e Nuoro, parroco a Lolai, Lulla e La Caletta. Ovunque ha lasciato un ricordo pieno d'affetto. Articolo di Diego Carlo. Le Bitesi, Mameli e Calvisi ai vertici della sanità a Sassari e Nuoro. No, che è appunto un articolo di fondo che conta também questi chiese che sono in un momento di forte difficoltà per la sanità sarda, per la carenza di medici, compresi quelli di base, come succede anche qui dove supplisce l'ASCOT, ambulatorio straordinario di comunità territoriale. Due donne di Bitti arrivano ai vertici di altrettante aziende sanitarie della Sardegna. Traguardo condiviso dalla SL 3 di Nuoro. Luciana Mameli, dipendente della UDI Sassari dal 2005, è specialista in ematologia, responsabile della struttura di malattie della coagulazione da oltre 2 anni. È direttrice, Luciana Mameli, direttrice sanitaria della U, riconfermata a gennaio dal nuovo direttore generale Serafinangelo Ponti. A Nuoro a marzo arriva la nomina di Antonella Calvisi, già direttrice della struttura complessa di diagnostica delle immagini dell'ospedale di San Francesco. Per anni ha guidato la senologia diagnostica del presidio, organizzando l'attività nell'ambito della diagnostica integrata e della senologia interventistica. Viene promossa direttrice sanitaria della SL3 dal nuovo direttore generale Francesco Trotta. Complimenti, auguri. L'esperienza di Luciano Runeso a Cagliari, il custode della storia della Marina Militare. Luciano Oronesi, hanno fatto impresse come che non battere più pagine. Icaro, una speranza per i carcerati di Pepe Calvisi. L'Einstein Telescope a prova a Mamone. Escursioni per studenti e famiglie. Dopo foreste aperte, a maggio una 2 giorni alla scoperta di Tepilora. Caria, nuovo direttore del parco. Poi Il canto di una vita, Daniele Cossello si racconta in un libro. Ecco qua lo rammento Fulbelloso, il premio del suo presidente della Repubblica e dell'Australia. Della Repubblica e poi Australia, due rammentos importanti. Allora, alla scoperta del Brasile sulle tracce di padre Bandino. La Sardegna al centro del mio pensiero creativo di Paquito Farina, da Londra a Milano, Ivan De Logu, Senes scala il successo nel mondo della moda. Concorso nelle scuole di Bitti per i 150 anni dalla morte di Giorgio Asproni. Giorgino Asproni nell'Igresiente, omaggio all'imprenditore bittese a 90 anni dalla scomparsa di Diego Carlo, articolista. Contos, locale e globale, di Natalino Piras, autore di una nuova iniziativa editoriale di successo, il racconto del protagonista. Tutto sul libreggio. Giovanni Dettori, poeta delle erranze, addio all'autore di Canto per un capro, dedicato al figlio Gianluca e di Amarante, che ottenne il premio De Sì nel 1994. La scrittura è nel mio DNA. Francesca Farina parla del libro dedicato alla famiglia e al paese che ha lasciato molti anni fa. Il santuario della Madonna del Miracolo, Francesca Farina. Poi
Giovanna Soggiu, Una vita per l'epigrafia, lo straordinario contributo scientifico della studiosa originaria di Bitti, morta a Cagliari dopo aver compiuto 100 anni. L'ultima pagina, festa del patrono tra fede e musica. E quindi questo Bestotti su Miracolo Nuovo, comporatelo che è già in edicola. Andiamo da innanzi, vediamo la prima pagina del Sa Nuova, rimandato l'arrivo dei boss, detenuti del 41 bis, dovevano già essere portati nelle carceri dell'isola, ritardi sui lavori, lavori sbagliati, a Bado e Caro è opportunità politica che non è travaglio sbagliato. Proposta dell'ANM, pochi magistrati, chiudete i tribunali di Nuoro, Tempio di Stano e la Nusei, cioè praticamente a fare un processo di andare a Cagliari o a Sassari. Allora andiamo da innanzi, crescono violenza e traffico di droga, come cambia la criminalità. L'allarme tra guerra ed ETS, i trasporti ai sardi costano il 40% in più, ETS è essa tassa europea sul po' disinquinamento. Sardegna, maggiori costi del 44%. Il peso dell'insularità sulle imprese secondo uno studio dei riformatori. Meloni insultata sulla TV russa. Cagliari, l'altra partita di Folorunsho e Kiliksoi. I pannelli sui tetti, non sui lotti. Cresce l'allarme degli imprenditori sugli impianti fotovoltaici. Praticamente vi siete esponendo il lotto Prato Sardo a fotovoltaico, invece la legge è stata esponere sviluppo a scopertura, insomma, raddoppia l'area che può ospitare impianti per le rinnovabili. Sui tetti dei capannoni rimangono le tegole, a terra il rischio di distese di pannelli. Nella zona industriale di Prato Sardo si gioca una delicata partita della transizione energetica. Il piano regionale sulle zone di accelerazione, approvato il 4 marzo, include anche questo comparto tra le aree dove sarà possibile installare impianti fotovoltaici con procedure semplificate e tempi ridotti. Pannelli in mezzo a nuraghi, zone archeologiche vincolate e boschi di roverelle, mica su fabbriche compromesse o aree inquinate. La scelta nelle intenzioni della regione punta a favorire lo sviluppo delle rinnovabili in aree già compromesse. Sul territorio cresce il timore che dietro la semplificazione si nasconda una nuova speculazione, con le grandi aziende pronte ad arricchirsi grazie alla mancata produzione, prima a favore solo dei signori del vento, ora anche di quelli del sole. Oh, yeah, yeah. Coltellate, dopo questo non ci interessa, neurochirurgia all'avanguardia, immagini in 3D di cervello e colonna. Il DG Trotta consentirà interventi sempre più precisi e sicuri, narrata appunto Trotta, lo DG, insomma, direttore generale. Collocato è già impiegato al San Francesco l'apparecchio per la neuronavigazione negli interventi a carico di cervello e colonna vertebrale, un sistema dotato di un software che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale. Il vantaggio? Quello di vedere al millimetro la posizione degli strumenti chirurgici e degli stessi organi da non intaccare quando si va a intervenire in sala operatoria. Operazioni chirurgiche che di solito sono dirette alla stabilizzazione vertebrale oppure ad asportare tumori cerebrali o ancora per mettere in atto procedure di neuroendoscopia
navigata, insomma uno strumento meta interessante e importante. Numero, salute mentale, pochi medici, grido di allarme dei sindaci, la presidente dell'ANCI Daniela Falconi alla presidente Todde Linarata, il deficit di personale nei centri ASL tocca pure le famiglie dei pazienti. Poi, sotto accusa la mancanza di documenti e analisi, acqua pubblica e aiuto di Stato, la delibera muove il dibattito. Di che si tratta? L'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale di Nuoro che, seguendo il percorso di altri comuni sardi, dà il via per restituire alla Regione circa 223 milioni di euro di aiuto di Stato per evitare che Banona passi nelle mani dei privati attraverso una gara internazionale e per conservare la gestione pubblica del servizio idrico, muove il dibattito in città. Certo, ti spinta da pure da essere privato e quindi questo ha che dibattere, cioè non si comprende che sia rischiato, insomma. Il Consiglio Comunale di Nuoro giustamente è stato chiamato oggi ad esprimersi su un'operazione molto complessa, spiegano i consiglieri comunali di opposizione del gruppo Siamo Nuoro, Pierluigi Saivo, eccetera, eccetera, per qualche cosa per avvelenare. Allora, la massata dell'insularità, maggiori costi sino al 44%. Notate, questo sono ha fatto pone sa insularità in Costituzione, ha dite servitù, Milano deve spiegare. Merci, lo studio presentato a Cagliari, così l'isola perde competitività. E vabbè, però resta in Costituzione, insularità, quindi problemi risolti. Non c'è nulla di esotico in questi numeri, nulla che si avvicini alla bellezza della Sardegna, in quanto terra in mezzo al mare, ma l'insularità nel quotidiano presenta il conto e per le imprese si traduce in un 44% di maggiori costi. Questo è su chi è stato determinato. La proposta un fondo regionale di compensazione, cioè quindi chiaramente un bonus, sia politica sia il bonus, un sistema produttivo della Sardegna il sistema produttivo della Sardegna è mobilitato dall'industria all'artigianato, dall'agricoltura al commercio, e in calce le firme di Confindustria, Confapri, Coldiretti, Confartigianato, CNA, Confesercenti, Confcommercio, Lega Coop, Confcooperative e Associazione Cave e Miniere. Ma a una sola voce chiediamo alla Regione di adottare una soluzione rispetto all'inarrestabile incremento dei costi sostenuti dalle imprese per il trasporto delle merci e quindi un bonus. Ormai sa politica è il bonus. Carburanti, scontro sui tagli, è necessario agire subito. Fratelli d'Italia, la giunta intervenga. Todde già al lavoro su questo fronte. Voli cancellati, ok solo al rimborso. E la compagnia tedesca Lufthansa ne annulla 20.000 programmati fino ad ottobre, ha annullato 20.000 voli. La stagione turistica estiva europea potrebbe essere messa sotto pressione dalla crisi in Medio Oriente che sta incidendo sul mercato dei jet fuel, il carburante per l'aviazione. A lanciare l'allarme è la Commissione europea che ha riunito i ministri dei trasporti in videoconferenza per valutare possibili contromisure su approvvigionamenti e prezzi. L'obiettivo, secondo il commissario UE ai trasporti Apostolos Costas, è prepararsi sia all'emergenza attuale sia ad eventuali crisi future. Intanto Lufthansa ha annunciato di aver cancellato 20.000 voli dal programma tra maggio e ottobre. Potete scrivere già in nuda. È già in nuda. Russia, insulti, TV a Meloni, Roma convoca l'ambasciatore Tapaglia. La Premier non prendiamo ordini,
la solidarietà di Mattarella, il conduttore Soloviev, vicinissimo a Putin, ha una villa sequestrata a Como. Ecco qua, tanto poi scrivete personaggi questi. USA-Iran, l'accordo si allontana. Vance non parte per Islamabad, nessuna ripresa dei negoziati, ma Trump prolunga la scadenza della tregua. Teheran diserta il vertice, via il blocco dei porti o non trattiamo, cioè praticamente il blocco lo manteniamo noi, però voi che lo tirate, mica discussa, insomma, ma la tua. Nada tua. Noi lo manteniamo sul blocco, voi che lo tirate, non ancora nella nostra denaro. Gli autobus interurbani, tornati a sfrecciare a Islamabad, dopo giorni di blocco totale, rischiano di portare via le speranze di un accordo tra Iran e USA. La capitale pakistana mantiene le restrizioni, resta la zona rossa all'Hotel Serena, ma lo sforzo diplomatico è avvolto nell'incertezza e rischia di saltare. Secondo i media americani, il viaggio del vicepresidente Vance a Islamabad è stato infatti rinviato a tempo indeterminato e forse del tutto cancellato, dopo che l'Iran non ha confermato la presenza al tavolo, rimanendo rigido sulla richiesta della fine del blocco marittimo USA prima dell'avvio dei colloqui da Riyadh. Manara di Tour. Petrolio e guerre, Papa Leone critica le colonizzazioni. Guinea Equatoriale, il pontefice sulla scia di Francesco, no all'economia che uccide. Energie rinnovabili, la legge Pratobello al vaglio dei giuristi. Confronto in consiglio sulle vie per proporre argini agli speculatori. Prima non anche fede intendere e come loro prendere la legge Pratobello a casa leggenda che hanno posto visto. Non è servita manco a tappare su una sadomiana. Politici ed esperti di diritto tutti sono d'accordo su un punto: la Sardegna non può avere voce in capitolo sulla collocazione nel proprio territorio degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Il lavoro che il Consiglio regionale sta portando avanti sulla legge Pratobello nasce dall'esigenza di dotare la regione di uno strumento che non lasci il territorio sguarnito agli assalti speculativi, dopo la bocciatura dei tentativi legislativi precedenti. I tre docenti, l'audizione di ieri nelle commissioni sul governo del territorio e delle attività produttive, i tre costituzionalisti dell'Università di Cagliari, Gianmario De Muro, Andrea De Feno e Giovanni Coino, mira appunto a evitare nuove bocciature, come ha detto il presidente della prima delle commissioni Antonio Solinas. Sappiamo che la Giunta, a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale, sta predisponendo un disegno di legge. Speriamo di arrivare ad una proposta condivisa con i comitati e il governo. Per ora c'è Pratobello che, secondo De Feno, è chiara nel suo intendimento e fa leva sull'articolo 3, lettera F dello Statuto speciale, ma la Corte Costituzionale ha detto che il merito richiamo a una competenza legislativa primaria come l'urbanistica non basta a proteggere una legge dai rilievi di legittimità costituzionale. Se la legge viola competenze riservate allo Stato, infatti dichiarate rivoluzione. Medici in allarme, pronto soccorso vicini al collasso, la denuncia del sindaco Cimo, traumatologia, mancano posti letto. Sistema del 118, servono più risorse. Da innantisi, dermatite bovina, ecco il piano. L'assessore 13 milioni per gli indennizi, col diretti sbloccare la movimentazione. Vabbè. Agea erogati 130 milioni, Agea Agenzia Statale ARGEM Casarda, ammonta a 130 milioni la liquidità immessa da Agea nel settore primario negli ultimi 10 giorni. Le somme sono distribuite
su misure e interventi. Ecco i principali aiuti diretti Totenia per 75 milioni, per la gestione del rischio 9 milioni, poi la misura dedicata all'olio per euro 70, 729 mila euro. La filiera frutticoltura, pere e kiwi, ha incassato 1,4 milioni. Il fondo sovranità alimentare, seminativi 2,2 milioni. Va bene. Allora, a rischio i piccoli tribunali sardi. La proposta dell'ANM è assurda. Patronaggio sarebbe folle chiudere Nuoro, Polistano, Tempio e Lanusei. E la proposta dell'ANM è terribile, è vero. All'indomani della vittoria del no al referendum, l'Associazione Nazionale Magistrati ha deciso di cambiare passo, abbandonando la trincea della difesa per passare ad una fase marcatamente propositiva. La magistratura associata sfida così il governo e il guardasigilli Carlo Nordio, con un pacchetto di riforme volto a scuotere un sistema giudiziario spesso paralizzato. Al centro dello scontro politico e tecnico finisce però la nuova geografia giudiziaria. L'ANM propone una revisione drastica delle piante organiche che comporterebbe la chiusura di tutti quei tribunali che contano meno di 30 magistrati e 10 pubblici ministeri, una scure che, se applicata con rigore matematico, colpirebbe ben 87 sedi in tutta Italia. In Sardegna l'impatto di una simile riforma sarebbe sismico. Uffici storici come quelli di Lanusei, Nuoro, Tempio e Oristano finirebbero diritti nella lista dei tagli, lasciando l'isola con enormi zone d'ombra istituzionale, poche schive, stanca sul tribunale. Sistema giudiziario ancora in grave crisi, pochi magistrati, enormi carichi di lavoro. L'Associazione Nazionale propone di cancellare le sedi con meno di 30 giudici e 10 PM. Sul trasporto delle merci pesa l'ETS, imprese dell'isola non competitive. Lo studio, la logistica via mare costa il 41% in più che sulla terraferma, cioè hanno già prodotto il nostro, quindi Anna Cost Handicap può arrivare sul prossimo mercato. Dermatite, 13 milioni per i ristori, arrivano le scorte dei vaccini. Todde, una nuova campagna in estate. Agus, attenzione molto alta. Agus è su l'assessore. Operazione 41 bis al rallentatore, l'arrivo dei boss destinati a slittare. Tra le cause, l'addio di Del Mastro, il Venetino che tutto trionfante l'hanno fatto la corte, il Sassari, il cantiere Lumaca e gli errori progettuali, cioè bisogna tutto questo euro, ma io penso che la decisione sia politica. Cantiere Lumaca eppure errore progettuale, spare che va patati che poi schiede. Chiaramente il progetto lo danno nel fatto di essere tutto. Tancamo 7 novelle de oie e non diamo appuntamento a casa dalle schitte, la diretta che sarà persone e così via, tanta della scuola da parte dei vizi TV. E dunque nos salutamos. Allora, mentre videre e di abbonato su Dai Vizi TV. Adios e